Bene signori, la più cordiale buonasera da parte di Fabrizio Ercolini e Giulio Arnolieri. Ben ritrovati questa sera, 22esima giornata in diretta dal Pala Hockey di Forte dei Marmi. Si gioca Versilia Hockey Forte Y Sport Valdagno. Valdagno che al momento occupa la quarta piazza, cerca la caccia al centro giovani calciatori Viareggio lì davanti di pochissimi punti, ma al tempo stesso deve fare molta attenzione anche alle spalle perché Lodi e Monza pressano e pressano tantissimo. Intanto direi di iniziare, prima di parlare noi Giulio, dalla voce degli allenatori, iniziando proprio da Federico Mascarenhas, l'allenatore del Valdagno. Sentiamo cosa ha avuto da dirci nel pre-gara. Compagnia di Federico Mascarenhas, mister del Valdagno, gara importante per rimanere agganciate alle prime posizioni. Sì, sicuramente è una gara importante per noi, anche perché veniamo di una sconfitta brutta per noi. Volevamo andare un'altra volta al nostro hockey, a essere la squadra che abbiamo sido tutta la stagione e claro, sarà una gara importante per noi. Una gara importante anche perché se davanti avete la possibilità di guadagnare, ma dietro vi stanno pressando, perciò insomma sono punti che devono essere fatti. Sì, noi entriamo in tutte le partite per vincere, quello è il nostro ADN desde l'inizio della stagione, che sempre guardiamo avanti e vogliamo vincere questa partita. Bene, io ti ringrazio Federico, alla prossima. Grazie mille. Grazie. Bene, allora a seguire vediamo anche la formazione del Y Sport Valdagno che affronterà questa sera la gara qui al Pala Hockey di Forte dei Marmi. Una formazione decisamente importante. Il portiere è con il numero 21 Rodrigo Ferreira Gomez, con il numero 4 Marco Tomba, con il 6 Nicolò Crocco, con il 7 Leonardo Di Qui Giovanni, con l'8 è Diogo Seixas,
con il 9 Giulio Piccoli, con il 10 Tiago Sanchez, il 17 per Francesco Crocco, poi con il 75 il bomber Lucas Onorio, con il 22 portiere a sostegno Filippo Vallortigara. Mascarenhas, l'allenatore, l'abbiamo appena sentito, e sentiamo invece quelle che sono le impressioni del mister del Forte dei Marmi Versilia Hockey Club, Roberto Crudeli. Con Roberto Crudeli alla vigilia di una partita difficilissima, ma soprattutto dopo un lungo stop agonistico. Sì, complicato anche per quello, perché chiaramente quando si sta fermo tanto è sempre un'incognita. Noi siamo stati fermi, gli altri no, quindi è chiaro che per noi è un piccolo svantaggio, però deve essere una partita molto stimolante, divertente, quindi i ragazzi, secondo me, c'è stato anche poco bisogno di tenerli alti come concentrazione, perché si vedeva che avevano voglia di arrivare a stasera, quindi sotto questo aspetto sono tranquillo. Un problemuccio con Dualde, però insomma sempre in 10 si va in pista. Sì, però sai, insomma, Seva è uno di quelli che qualche golletto lo fa, quindi noi abbiamo quel problema lì e mancando lui lo accentua un po' di più. Non è proprio un problemuccio, perché comunque gli hanno dato 20 giorni di stop e dovrebbe rientrare giusto per, se va bene, per Novara, quindi è un problema serio, c'ha un drenaggio che deve scaricare un po' di roba, quindi insomma vediamo, però ecco, sta recuperando bene, quello sicuro. Sicuramente non mancano gli stimoli in una gara contro il Valdagno, ma forse la cosa più importante è cercare di divertirsi, al di là del risultato, che poi quello arriverà se arriverà. Ma noi siamo abbastanza coscienti che dobbiamo giocare bene. Dobbiamo giocare bene in attacco, dobbiamo giocare bene in difesa. Io voglio che la mia squadra giochi bene, che faccia divertire il pubblico, e l'abbiamo fatto spesso quest'anno. Poi è chiaro che ci sono anche 4 o 5 partite dove purtroppo non giochi bene, e quindi, però ecco, insomma, da lì ad avere altre pretese diventa complicato. Noi siamo dove volevamo essere, abbiamo queste ultime 5 partite dove sappiamo che per poter stare fuori dai play-out bisogna almeno fare 2 vittorie, e poi non è detto che uno ci rimane, però con 2 vittorie potremo anche restare fuori dal play-out. Quindi sappiamo che è tutto nelle nostre mani, perché siamo un punto avanti a tutti. È chiaro che non è così semplice, però è nelle nostre mani. Bene, io ti ringrazio Roberto. Grazie a voi. Bene, allora torniamo qua al banco per leggere anche la formazione appena rimaneggiata, ma comunque qualcosa c'è, abbiamo sentito, del Versilia Hockey Forte, con il numero 22 il capitano e portiere Riccardo Gnata, con il 4 Thomas Lopez, con il 5 Lorenzo Giovannelli, con il 9 Alessandro Checchetto, 17 per Carlo Cacciaguerra, 18 Liam Bozzetto, 37 Alex Raffaelli, 78 Tommaso Giovannelli, 87 David Bagliestero, con il 44 portiere a sostegno Raffaello Ciupi, l'allenatore Roberto Crudeli. Gli arbitri della serata sono Alessandro Eccelsi e Simone Brambilla, coadiuvati al banco dei cronometristi con Alessandro Capparelli. Giulio, gara importante ma sicuramente difficilissima, insomma il Valdagno è una macchina da guerra. Sì, effettivamente il Valdagno è una squadra che quando gioca al massimo delle sue possibilità può battere, secondo me, qualunque squadra. Poi è chiaro che, lo si è visto anche in Coppa Italia e lo sottolineava anche l'allenatore, non sempre è possibile, e lo stesso Mascarenhas precedentemente ebbe modo di dire è una squadra giovane e quindi questi alti e bassi ci stanno, e speriamo che stasera magari sia una serata di basso, anche perché, come giustamente dall'altra parte sottolineava Crudeli, insomma l'assenza di Dualde è un'assenza pesante, perché è un giocatore che la pallina la mette dentro, e nel Forte Ram di quest'anno insomma ci vogliono quei giocatori lì, anche se poi bene o male nell'hockey spesso e volentieri si trasformano in marcatori giocatori che nominalmente non sarebbero attaccanti di ruolo, no? Basta pensare che il miglior realizzatore del Forte sostanzialmente dovrebbe non essere un attaccante, Ballestero, però comunque certamente un giocatore del tasso tecnico di Dualde proprio stasera insomma non è il massimo, ecco, diciamo così. È una di quelle partite in cui il Forte Ram deve giocare in maniera perfetta e sperare che il Valdagno non giochi al massimo, perché sicuramente, nonostante che sia fuori casa, il Valdagno parte con i favori dei pronostici, e chi l'ha visto giocare penso lo possa confermare. E intanto una curiosità: il Trissino ha perso 2 partite, le ha perso contro queste 2 squadre, è impressionante la cosa, no?
perché c'è un divario in classifica spaventoso per le due squadre. 44 punti se non mi ricordo, lo sto andando a mente il Valdagno, 17 il Forte dei Marmi, però tutti e due hanno rimbalzato il Trissino, che è squadra di categoria superiore, e il Forte dei Marmi addirittura a domicilio in quel di Trissino. Dunque la gara che si sta preparando, adesso c'è la curiosità di vedere come adatterà il quintetto mister Crudeli. Intanto vediamo i giocatori che stanno prendendo posizione vicino agli arbitri, pronti per l'ingresso in pista. In maglia bianco-azzurra è il Valdagno, che vediamo già pronto all'ingresso, dall'altra parte il Forte Marmi con la consueta tenuta rosso-blu. Ricordo insomma al posto di Dualde convocato Lorenzo Giovannelli, ragazzo under 17 se non vado errato, ma uno dei giocatori su cui il Forte Marmi punta tantissimo. Gli applausi del pubblico per l'ingresso delle due squadre, Forte dei Marmi con qualche ragazzino dell'avviamento, e anche il Valdagno si schiera al centro della pista. Adesso manca l'annuncio dello speaker ufficiale, anche perché ricordo che mancano ancora diversi minuti all'inizio della gara. Dunque Giulio, un Valdagno che fa impressione dal punto di vista del gioco, dal punto di vista dei marcatori non è da meno, perché insomma se io leggo i nomi, gente con lo stesso Crocco che è uno dei giovanissimi, lo stesso Tomba, gente che trova con abbastanza regolarità la rete, perciò insomma ci sarà gran lavoro per la fase difensiva rossoblu. Eh sì, e dovrà essere una fase difensiva molto molto attenta, anche perché il Valdagno, proprio per il motivo che hai detto, ha tante soluzioni offensive e non è assolutamente facile da controllare, quindi una partita, ripeto, molto molto difficile. Lo sarebbe stata anche con Dualde, e senza ovviamente lo è ancora di più. Comunque le partite vanno sempre giocate, e diciamo che quantomeno il Forte Marmi non parte con la testa sgombra, come abbiamo anche sentito, nel senso che c'è la volontà di fare una bella partita e poi le somme si tireranno alla fine. Senza ombra di dubbio, sempre così è, del resto bisogna sempre trovare gli stimoli giusti, quelli di questa sera ci sono tutti, perché insomma giocare contro uno squadrone è sempre stimolante. Intanto sentiamo l'annuncio dello speaker a quelli che sono i nomi dei giocatori. Ci sono anche qualche tifoso del Valdagno, per la verità se ne contano 5 sulla tribuna a loro dedicata, ma non c'è il grande pubblico che sinceramente mi aspettavo, ma insomma i ragazzi daranno sicuramente il massimo per cercare di far bene e di riuscire a trovare insomma soluzioni importanti. Del resto questa è una di quelle gare che serve anche per far crescere la mentalità della squadra, perché quando affronti squadre così importanti, ti confronti con giocatori decisamente importanti, non può che farti bene, anche se poi al di là di quello che potrà essere il risultato, che chiaramente ci auguriamo possa essere positivo, ma vorrebbe dire veramente fare una gara straperfetta, e sinceramente ultimamente qualche indecisione il Forte dei Marmi l'ha presentata nelle ultime gare. Vediamo adesso quelli che sono i quintetti, chiaramente al netto dei portieri. Da una parte avremo sicuramente Riccardo Gnata, dall'altra dovremmo avere il numero 21 Rodrigo Gomez. Giulio? Penso di sì. L'altro è un Valle Ortigara, che non è quello del non Valdagno è di tanti anni fa, che si alternava con Oviedo. Ma intanto vediamo il portiere che si sta preparando, e poi in pista abbiamo Di Qui Giovanni, il numero 75 Onorio, il numero 10 dovrebbe essere esatto Tiago Sanchez, e se non vado errato è il numero 8 Seixas, Diogo Seixas, e dunque si parte con i grossi calibri, Giulio. sì, ma comunque il Valdagno è una squadra che
ruota continuamente già dopo pochi minuti, anche perché spesso l'allenatore, che fra l'altro a me piace molto come sta facendo giocare la sua squadra, Mascarenhas, è un allenatore che non fa solo cambi legati al mantenere il ritmo alto, ma spesso in base anche alle decisioni della panchina avversaria opera dei cambi ravvicinati anche più di quanto non sarebbe necessario, appunto per questioni di ritmo, ma anche quindi legati a questioni tecniche. Gnata, Bozzetto, Lopez, Ballestero e Giovannelli. Dunque Giovannelli all'esordio in prima squadra. C'è intanto subito un'occasionissima da parte di Onorio, gran giocata del Valdagno, sfera intercettata da Riccardo Gnata. Certo che bisogna stare ben più che attenti in queste situazioni. Bozzetto porta avanti sfera, pressato, mantiene il possesso lungo la sponda, attaccato di qui Giovanni, ma è Lopez all'indietro per Ballestero, la cambia per Bozzetto, si accentra Bozzetto, Giovannelli spalla alla porta, la gira ancora per Lopez, da questi a Bozzetto, pressing altissimo del Valdagno, Lopez al limite dell'antigioco per Bozzetto, per Lopez ancora che cerca la percussione in fascia destra, trova Ballestero, il tiro di Ballestero deviato, sfera che si impenna, la riconquista Lopez per i suoi, poi Onorio la spazza in un qualche modo e il numero 10 Sanchez può riportarla in avanti, va alla conclusione, attenzione, poi grandissimo Riccardo Gnata, una cosa Giulio spettacolare, sbilanciato da una parte, in tuffo riesce a fermare un'occasionissima e allora ci prova e il gol di Giovannelli. Quando si dice l'importanza dei portieri, salvato miracolosamente la propria porta il Forte dei Marmi, sulla ripartenza, eccolo qua, lo rivediamo, bellissimo gol di Giovannelli e sempre di più si fa vedere sul tabellino dei marcatori anche in Serie 1. Dunque Tommaso Giovannelli ribadisce in rete un tiro respinto, adesso il filtrante è largo, dunque Forte dei Marmi avanti dopo un primo e 39 secondi dopo aver sventato con Riccardo Gnata due occasionissime del Valdagno, adesso arriva anche la terza, ma il Forte dei Marmi resiste, Lopez all'indietro, Bozzetto, missile di Bozzetto, la parata del portiere Gomez, dunque nell'angolo si lotta la conquista del Valdagno. Dicevo, dopo aver sventato il tap-in di Giovannelli, la sfera ancora recuperata dal Forte dei Marmi, rilanciata proprio su Giovannelli, dall'altra parte per Lopez. Impressionante il lavoro di Crudeli che indica addirittura ai ragazzi come si devono muovere, ma c'è adesso il primo fallo di squadra a carico del Valdagno, schiacciata la balaustra Lopez da parte di Sexas. Dunque tutto pronto, Lopez per Bozzetto, da questi a Ballestero, Ballestero per Lopez ancora, che prima in serpentina procurata, intanto il tiro di Ballestero passa al lato, poi la sfera è recuperata, ma Bozzetto in anticipo su tutti può rimpostare l'azione per Ballestero, largo di un non nulla, Forte dei Marmi che manovra, dietro porta, Giovannelli esce, la scarica è per Lopez, Lopez che con la sua incursione ha favorito il tap-in di Giovannelli, adesso è ancora Giovannelli in possesso di sfera, da questi a Bozzetto, Bozzetto per Ballestero, per linee esterne il Forte dei Marmi, adesso la percussione di Lopez e poi c'è il fallo, vale il secondo fallo di squadra a carico del Valdagno, a quota 0 il Forte dei Marmi, 21:49 alla fine del primo tempo. Forte dei Marmi che non si è fatto irretire da quei due tentativi pericolosissimi del Valdagno, Giulio. Sì, un gol fra l'altro che insomma ha lasciato ovviamente in questa frangente delle tracce sul Valdagno, che era partito fortissimo e molto bene, devo dire, e però quel gol lì ha spostato un pochino, quantomeno dal punto di vista psicologico, l'inerzia di questi primi minuti, per cui il Forte dei Marmi sta anche gestendo bene per il momento. Intanto la sfera è recuperata proprio dal Valdagno con
La pallina al centro, il tentativo e il gol del numero 7 di Qui Giovanni, servito molto bene dalla fascia destra, trova in giravolta un gol e dunque dopo 3 primi e 37 lo rivediamo, gran bel gol, veramente si è mosso molto molto bene, lo rivediamo anche da questa posizione e niente poi Riccardo Gnata, 1-1 e parte in contropiede il Valdagno, tentativo al centro, Riccardo Gnata che salva. Dunque siamo ancora dall'altra parte, ancora Riccardo che deve impegnarsi su Sanchez, 1-1 il risultato. Contropiedi ficcanti, poi la martellata di Sanchez intercettata, ma ancora il giocatore portoghese in possesso di sfera, la cambia per Onorio, poi la pallina recuperata da Bozzetto che esce con il filtrante per Lopez. Lopez ha avuto un paio di percussioni centrali decisamente importanti, su una è scaturita la rete, sull'altra per un nulla. Intanto c'è il fallo dei 5 secondi, la sfera recuperata proprio da Thiago Sanchez, Diogo Seixas, ancora lui in possesso di pallina, intanto un contatto in area di rigore, sfera dietro porta per Sanchez che cerca di andarsene, si ferma, il filtrante, ancora lui a far girare sfera, si difende il Versilio Occhiforte, sfera nel mucchio, poi un imbalzo favorisce il Valdagno con Onorio, sfera dall'altra parte, Sanchez tenta la conclusione per la spizzata che non riesce, la palla è intercettata e poi giocata da Giovannelli per Bozzetto in profondità, ma c'è l'anticipo e poi il fallo di squadra a carico del Forte dei Marmi. Il primo fallo arriva dopo 5 primi e 28, rovesciamenti di fronti, Giulio, da una parte e dall'altra. Adesso è il Valdagno che ha ripreso decisamente a spingere fortissimo. A proposito di spinte, è vero che Ballestera ha spinto Onorio, ma Onorio prima l'aveva abbracciato e gli arbitri non avevano preso provvedimenti, quindi dalla reazione di Ballestero ci poteva anche stare il blu perché ha spintonato forte, però effettivamente prima era stato cinturato, anche se era rimasto in piedi. Intanto la conclusione è ancora fermata da Riccardo Gnata, un tiro nel traffico, sfera per Liam Bozzetto e deve uscire dalla zona buia e deve farlo in fretta, ma il pressing di Qui Giovanni è importante, lo costringe al fallo di 10 secondi e allora si parte ancora con il Valdagno al centro, la deviazione provvidenziale di Ballestero che rilancia Bozzetto ancora deve far girare la sfera, la dà in profondità per Giovannelli, attaccato, la cambia ancora per Bozzetto, ancora un pressing su di lui, sfera all'indietro per Ballestero, bisogna recuperare pallina, niente, Ballestero decide di lasciare sfumare i 5 secondi piuttosto che rilanciare una sfera pericolosamente in avanti senza costrutto e dunque tutto pronto e si riparte con il Valdagno in possesso di pallina. Onorio per Sanchez, il tiro di Sanchez, l'intercettata, la sfera rilanciata per un non nulla, non riesce ad agganciarla Giovannelli, torna in avanti con il numero 75 Lucas Onorio, ancora lui, il cambio è per Di Qui Giovanni, Onorio ancora, Sanchez, Onorio, percussione centrale, arriva alla conclusione sul primo palo, fa buona guardia il nostro Riccardo Gnata, Capitan Gnata, poi il filtrante è per Lopez, però il rimbalzo favorisce ancora il Valdagno. Attenzione Valdagno che spinge tantissimo, il tiro passa al lato sulla ribattuta Ballestero, Forte dei Marmi che in questo momento non riesce a costruire, Onorio con la stecca porta via sfera e dunque Valdagno ha una nuova occasione con Sanchez, ancora per Seixas,
il tiro è altissimo, la punizione dovrebbe essere in favore del Forte dei Marmi. Signore Chelsea, ricordo, in coppia con Simone Brambilla. Battuta in questo momento Bozzetto in avanti per Lopez, toccato duro, l'arbitro dice che si può proseguire, poi Brambilla sul secondo intervento maschio, possiamo definirlo così, decide per il terzo fallo a carico del Valdagno, la punizione in favore del Forte dei Marmi. Tutto pronto, battuta, dunque Bozzetto, ma c'è l'anticipo di Onorio, poi Bozzetto va a riprendersi una sfera importante, fa tutto da solo Bozzetto, cerca di entrare in area, non gli riesce per l'intervento difensivo di Sanchez che porta il pericolo nei pressi della porta di Riccardo Ognata, poi sfera all'indietro di Qui Giovanni, Sanchez ancora filtrante dietro porta, tenta il giochino, non riesce e dunque la sfera corre lunga per tutti, anche troppo per Giovannelli che non arriva ad agganciarla. E allora è il Valdagno che torna nuovamente avanti, che sta facendo una densità di pista veramente impressionante, Giulio, sono sempre e ovunque. Sì, ma questa è la carta vincente di questo Valdagno, che è veramente in grado di dare un'intensità alla partita che poche squadre hanno, perché comunque Forte dei Marmi in altre occasioni con altre squadre non è così in difficoltà. E purtroppo è difficile perché da una parte c'è da stare attenti alla difesa, anche buttare la palla avanti si rischia di favorire una ripartenza immediata, quindi non basta poi allontanare la pallina per evitare l'antigioco, ma bisognerebbe anche cercare di indirizzarla, e questo è decisamente molto difficile quando gli avversari chiudono tutti i varchi. Intanto ci ha provato Lopez, non c'è riuscito, adesso è Sanchez che va alla martellata da lontano, c'è il primo cambio con il numero 17, entra Francesco Crocco a fargli spazio, è stato di Qui Giovanni, adesso dentro con il numero, dovrebbe essere il numero 4, Marco Tomba, gli fa spazio Lucas Onorio, perciò insomma passata la bufera, i primi cambi, adesso è Lopez che al momento della conclusione viene anticipato molto bene proprio da Tomba, giovane azzurro, ancora Sanchez per Crocco, attaccato, sfera per il numero 17 Francesco Crocco, ancora lui, Sanchez porta il pericolo, tenta il tiro smorzato, ancora Sanchez in possesso di sfera, cerca di far tutto da solo, ma questa volta trova il pattino di Lopez, la sfera recuperata ma solo momentaneamente dal Forte dei Marmi con Giovannelli che la cambia per Ballestero, da questi a Lopez, pressato subito da Sanchez, poi è Ballestero che recupera pallina, la dà a Giovannelli, attaccato col fisico alla balaustra. Intanto è pronto Alex Raffaelli al cancello, probabilmente il primo cambio rossoblu sarà questo. 14:02, 1-1 è il risultato, un fallo a carico del rossoblu, a quota 3 il Valdagno. Lopez per Bozzetto, percussione di Bozzetto, poi ci mette il fisico Crocco, ma la sfera è per Giovannelli, Lopez, Ballestero, difficilissimo liberarsi al tiro, sbagliato il passaggio, riparte Sanchez, poi grande anticipo di Giovannelli, Bozzetto per Giovannelli, all'ultimo secondo ci prova Giovannelli da posizione defilata sperando una deviazione fortuita, non è così. Dunque 13:18, si riaffaccia nei pressi del portiere avversario la squadra del Forte dei Marmi, ma è ancora Valdagno a manovrare. Sanchez Seixa, la sfera recuperata da Bozzetto, la porta via per i suoi, per Ballestero,
Ballestero per Giovannelli, dietro porta non c'è nessuno per lo scarico, allora è per Bozzetto che ci prova, sfera che rimane lì intercettata dall'avversario. Intanto nuovo cambio in pista anche il numero 9, stiamo parlando di Giulio Piccoli, scuola Trissino se non vado errato, come di qui Giovanni, sono due coppie di fratelli che ormai si sono scisse. Piccoli, esperienze a Monza e poi il passaggio, un giocatore universale, riesce a difendere, riesce a manovrare, riesce a segnare. C'è intanto sicuramente l'ammonizione per Ballestero, esatto, ammonito Ballestero, aveva avuto un gesto di stizza nei confronti dell'arbitro. C'è il time out praticamente a metà esatto del primo tempo. Giulio. Il Fortename aveva iniziato bene, poi dopo l'1-1 varie volte ha rischiato di andare sotto, grandegnata anche perché il Valdagno insomma ha fatto tanti tiri nello specchio della porta, non solo tanti tiri ma tanti tiri anche centrati, quindi c'è stata veramente una ottima prestazione fino a questo momento Rignata. Ma del resto insomma il tema tattico è questo, no? Dicevi giustamente, la differenza di punteggio fra le due squadre significa qualcosa, no? Se una è terza e quell'altra un pochino più giù, evidentemente la differenza lo si vede. Poi ripeto, il Valdagno, intanto ci sono due aggiornamenti, il Novara che sta vincendo a Lodi e il Follonica che sta battendo il Grosseto. E dicevo, quindi è chiaro che il tema tattico è quello, cioè la squadra che fa la partita è il Valdagno, il Fortename per il momento sta riuscendo a gestire, mentre in Coppa WSI Cup in vantaggio il Valongo sul Giovinazzo, mentre la prima finalista è già il Noisy Le Grand, mi pare sia la squadra francese, Esatto. che ha sconfitto il Sarzana per 3-2. Dunque Lodi Novara 0-1 non ci fa piacere, ma confidiamo in Gicio Bresciani, ovviamente questo è un discorso molto speculativo, no? Però insomma Fortearmi deve fare anche questi discorsi. Ma veniamo alla partita. Il primo cambio in file rosso-blu è l'ingresso di Raffaelli e l'uscita di Giovannelli, autore della rete, di un'ottima prestazione in questi primi 12 minuti e 33 secondi, ma la sfera è sulla stecca di Marco Tomba che la gira per Piccoli che va subito alla conclusione, contrata sulla pallina Raffaelli, tocca la prima sfera, si ferma, poi deve uscire dalla zona buia, lo fa breve in questo momento servendo Ballestero nell'angolo, Piccoli su di lui, Ballestero all'indietro per Lopez, da questi a Bozzetto ancora, percussione in fascia sinistra, poi cerca di accentrarsi, finisce a terra, l'arbitro dice che c'è il fallo perché tocca sfera da terra e dunque torna in avanti con Crocco. Attenzione, sfera al centro, ancora un'ottima incursione di Piccoli che va alla conclusione, dice no Riccardo Gnata, riguadagna i secondi 45 la formazione del Valdagno che torna a manovrare in pista. Adesso il Forte dei Marmi riesce a recuperare con Ballestero, la serve a Bozzetto in fascia destra, c'è Raffaelli che cerca di entrare in area di rigore, la pallina è per lui dietro porta, adesso bisogna aspettare per lo scarico, prova il numero 6 Niccolò Crocco a disturbarlo, sfera all'indietro, Ballestero ha il varco, il missile passa al lato, sulla ribattuta non ci arriva Bozzetto, poi però è Lopez per Raffaelli che ci prova in giravolta ma riparte, ma ancora un grande Lopez a disturbare, a conquistare sfera e a prendersi il quarto fallo di squadra a carico del Valdagno, già battuta Ballestero per Raffaelli che deve lottarsela la Ustra. Sinceramente non ci ho mai capito granché io su questi alla balaustra, perché o lui non ha consentito l'uso della pallina e dunque punizione, l'ingaggio mi sembra un po' superfluo in una situazione così. Allora Confermo. la sfera per Raffaelli, all'indietro per Bozzetto ancora per Lopez, da questi a Raffaelli la cambia per Ballestero, il blocco per Ballestero, da questi
a Lopez, spintonata e schiacciata la balustra, l'arbitro dice che non c'è nulla. Poi si lamenta pure mister Eccelsi. Ora puoi anche non fischiar fallo, ma insomma se uno rimane a terra penso che il minimo che si possa fare è fermare il gioco, visto che siamo dietro la porta, e consentirgli di ripartire. Niente da fare, si chiariscono i due, o meglio Eccelsi dice la sua, finita là. Sarebbe interessante riuscire a rivederla, ma sappiamo che la situazione è un po' particolare. Intanto fa il suo ingresso in pista Alessandro Checchetto, a fargli spazio è Liam Bozzetto, dunque turno di riposo per Liam. Piccoli in possesso di sfera, Nicolò Crocco dall'altra parte, ancora Crocco, va alla conclusione Riccardo Gnata, la sfera è per Lopez per Raffaelli che si ferma, serve Ballestero, poi Lopez attaccato, Ballestero ma in possesso, passa dietro porta, la mette al centro, l'anticipo millimetrico di Piccoli su Checchetto che stava per tirare, tomba in possesso di sfera, ancora lui all'indietro, Crocco, adesso è Piccoli che la mette al centropista, la sfera rimane lì, ma è Tomba che la recupera per i suoi, dietro porta, poi il tentativo è altissimo, rimbalzo maligno che premia il Valdagno ancora una volta, e può continuare a manovrare. 30 secondi d'attacco per il Valdagno, che parte con Francesco Crocco per la conclusione smorzata da Lopez che porta avanti sfera per i suoi, due avversari su di lui, la cambia per Raffaelli è tentato dal tiro da fuori, ha un missile straordinario Raffaelli, ma poi il tentativo di filtrante per il tentativo di Checchetto, che però è parato dal portiere, si era mosso bene nell'area di rigore. Lopez a lottare con il numero 17 Crocco, la meglio Lopez, dietro porta, attaccato ancora. 8:10 alla fine del primo tempo, 1-1 è il risultato con Raffaelli, intanto cambio, fuori Lopez, dentro Bozzetto, Liam Bozzetto, il missile di Bozzetto, la parata del portiere sulla ribattuta troppo lenta, attenzione dall'altra parte, tomba per ancora Nicolò Crocco, cerca un alza e schiaccia che però è ben fermato, e allora può ripartire Bozzetto in fascia sinistra, si accentra Bozzetto, poi al momento della conclusione però è smorzato da due avversari, niente da fare, intanto corre ai ripari Mascarenhas e rimette in pista il bomber Onorio, che va subito alla conclusione e colpisce un palo, la sfera recuperata, attenzione Checchetto per la conclusione di Ballestero, ben giocata la palla, sfortunata in questa occasione, e allora Mascarenhas pensa anche all'ingresso di Thiago Sanchez e anche Diogo Seixas, dunque cambiato praticamente il pacchetto completo. Giulio, time out chiesto proprio dal tecnico portoghese. Forse la più bella azione che ha fatto il Forte Marmi, l'ultima che abbiamo visto, una ripartenza, forse è questa qui che stiamo rivedendo, è molto bella, anche perché poi insomma abbiamo visto quanto è difficile manovrare, no? Far girare la sfera con questi giocatori del Valdagno che sono da tutte le parti, quindi è stata veramente una bella iniziativa. Ma il Forte Marmi sta giocando una partita più che onesta, e onestamente è vero che, a proposito di onestà, è vero che intanto il Novara ha raddoppiato a Lodi e allunga anche il Follonica sul Grosseto. Dicevo, è vero che certamente il lavoro per Gnata è stato molto superiore rispetto a quello che ha avuto il collega del Valdagno, però
Forte dei Marmi, tutto considerato, sta disputando una buona prima frazione e il risultato di 1-1 lo conferma. 1-1, gol di Tommy Giovannelli dopo 2 minuti, un primo e 40, intorno al quarto minuto il pari di Qui Giovanni, la munizione a Ballestero, i falli 4 a carico del Valdagna, a quota 3 il Forte dei Marmi che adesso è in pista con Raffaelli, Checchetto, Ballestero e Bozzetto. Dall'altra parte abbiamo Sexas di qui Giovanni, il numero 6 Nicolò Crocco, ma la sfera recuperata dal Forte dei Marmi, Onorio e Sanchez. La sfera recuperata dal Forte dei Marmi con Bozzetto per Raffaelli, attaccato da Sanchez, sfera all'indietro. Forte dei Marmi cerca, partendo da lontano, di allungare un po' la pista. Intanto la sfera al centro per Checchetto, che viene contrastato ma mantiene il possesso. Ancora per Ballestero, Bozzetto, praticamente impossibili i tiri da fuori perché si chiude immediatamente sul tiratore. Adesso il tentativo, ottimo, la palombella accompagnata di Raffaelli con la deviazione di Checchetto, ma c'è la deviazione del portiere. In questo caso invece ci ha provato Ballestero, ma è stato anticipato. Nicolò Crocco per il tentativo, niente da fare, sfera che rimane lì, attenzione Onorio, sfera all'indietro per Sanchez, 5:40. Adesso Sexas cerca il filtrante al centro per Onorio, niente da fare, ancora Riccardo Gnata che ci mette più che una pezza. Onorio per il tentativo di prima attenzione, ma ancora un grande Riccardo Gnata, poi ancora Riccardo, capitano Gnata, fa gli straordinari ma mantiene al momento il risultato di 1-1. Sfera al centro, l'anticipo di Checchetto, la sfera è per Ballestero, si ferma, aspetta il piazzamento. Poi la pallina recuperata da Crocco, ancora lui, ci prova, sfera che si alza, dunque la punizione in favore del Forte dei Marmi quando mancano 4:51. Dunque Forte dei Marmi che adesso torna con i senatori, chiamiamoli così, anche se poi è gente poco più che ventenne, con i senatori portoghesi, diciamo così. Torna ad avere un po' più di difficoltà a manovrare in avanti, la sfera però è recuperata, ancora l'anticipo, attenzione Onorio, grande Ballestero a fermargli il tiro e nell'angolo. Poi la sfera recuperata da Raffaelli che può andare per Bozzetto, subito Sanchez su di lui, sfera all'indietro Ballestero, da questi a Raffaelli, intanto c'ha un lavoro difficilissimo Checchetto là in mezzo all'area. Adesso è Raffaelli che fa partire una conclusione che si impenna sul pattino dell'avversario. Poi a mio avviso c'era anche una punizione, Liam Bozzetto in anticipo riesce a far venire sfera ai rossoblù con Ballestero che esce dalla zona buia, fa partire una conclusione smorzata, ma è ancora Ballestero fra tre avversari, poi ne esce Sanchez, contropiede del Valdagno, Sanchez, un grande Liam Bozzetto a fermarlo in maniera molto pulita. Ancora la sfera per il Valdagno che chiaramente va a pressare e cerca di stringere i tempi quando mancano 3:28. Pallina per il Valdagno, Sanchez in possesso di sfera, filtrante al centro, l'arbitro dice che c'è il fallo di squadra a carico dei rossoblù, intervento falloso di Raffaelli e c'è il time out chiesto da mister Crudeli, che credo fra un tamoletto e l'altro possa essere soddisfatto Giulio della squadra. Ma certo, fino a questo momento non solo per il risultato, che chiaramente è un ottimo risultato, no? in una partita con un avversario di questo livello, ma anche per come la squadra sta giocando. Ripeto, è normale che sia il Valdagno a farla a tratti la partita, però il Forte dei Marmi ha dimostrato anche in alcune ripartenze di riuscire a creare dei pericoli.
vedremo, insomma è una partita che, come stiamo vedendo tutti, è estremamente difficile, in cui il Valdagno da un momento all'altro sembra in grado di potersi portare in vantaggio, però il Forte dei Marmi, con un grande Ignata e anche una difesa utile e preziosa e anche alcuni recuperi difensivi importanti come quello di Bozzetto di poco fa, riesce per il momento a mantenersi in parità. Tanto arrivano risultati da Giovinazzo, ricordo Giovinazzo si gioca la US Cup Trophy, il Giovinazzo è sotto ad opera del Valongo, dunque se non riuscirà a inventarsi qualcosa mister Marsella, ma c'è ancora molto da giocare, vedremo poi quelli che saranno gli esiti finali. Palla in profondità, attenzione, che poi ci prova con una finezza ma non riesce per l'intervento di Liam Bozzetto. Valdagno che manovra quando mancano 3 minuti alla fine del primo tempo, risultato 1-1, 4 falli di squadra per parte. Bozzetto porta via sfera all'avversario, adesso deve uscire dalla zona buia, non c'è nessuno per lo scarico, perciò decide di portarla avanti da sé, riesce a uscire. La conclusione è un filtrante per Ballestero, che però riesce a mantenere il possesso per il tentativo di Bozzetto e ancora la parata del portiere. E allora Sanchez porta l'incursione nella zona rosso-blu, poi uno scontro al limite dell'area, la sfera è ancora per Sanchez, da questi a Diogo Seixas, 2 minuti e 08 con il Valdagno che cerca di forzare i tempi per trovare un vantaggio che al momento un'ottima difesa rossoblu gli stanno impedendo. Sfera al centro, ancora imprecisione in questa occasione, poi la palla è per Onorio ma la riconquista Ballestero, poi il pressing e c'è il contatto sul terzo appoggio da parte del giocatore del Valdagno, dunque la punizione a 1,41 è in favore del Forte dei Marmi. Raffaelli in possesso di sfera, chiesta la distanza, il signor Simone Brambilla fischia adesso e dunque Bozzetto può portare avanti pallina. Bozzetto per Raffaelli, Bozzetto ancora, la sfera è per il tentativo di Checchetto che la gira subito per la corrente Raffaelli, ma si intromette un difensore veneto, dunque sfera in avanti. Di qui Giovanni si apposta al centro dell'area, la palla è per Onorio, ancora Onorio dietro la porta di Riccardo Gnata, cerca un piazzamento di un compagno quando mancano oramai 60 secondi alla fine, la conclusione, sfera che finisce fuori dallo specchio della porta e dunque è Bozzetto che può ripartire, trattenuto, l'arbitro dice che si può continuare a giocare e allora ci pensa Raffaelli a portare via una sfera molto importante, a servirla al Checchetto che poi il filtrante viene intercettato a 40 secondi alla fine. Occasionissima in contropiede del rosso-blu, ma grande difesa del Valdagno. Onorio, giocano per linee esterne Sanchez ed Onorio, probabilmente cercheranno l'ultima percussione. Sanchez, il tiro e il manone di Roberto Crudeli, allora a 13 secondi il Forte dei Marmi alla sfera su Raffaelli per Ballestero, per Checchetto che si gira, finisce a terra, l'arbitro dice che si può proseguire e si chiude qui il primo tempo sul risultato di 1-1, gol di Giovannelli al secondo minuto 1,39, al quarto pareggio di Qui Giovanni. Da lì in avanti fase alternante delle gare, ma un Forte dei Marmi che è rimasto in partita decisamente bene. Giulio? Sì, senz'altro un'ognata in versione Trissino, e però una squadra che lo ha supportato bene, perché è chiaro che ci voleva una grossa prestazione per riuscire a chiudere il primo tempo sull'1-1. È un risultato importante che certamente, se avrà l'effetto che di solito succede in queste circostanze, cioè di caricare la squadra che era partita con gli sfavori del pronostico, potrebbe portare a un buon secondo tempo anche
dopo il primo che abbiamo visto, un Fortename che certamente deve continuare a giocare al massimi livelli come ha fatto fino ad ora, altrimenti la partita continua a essere a vedere favorito il Valdagno. Intanto nel ringraziare per il commento Giulio Arnolieri vi ricordo gli altri risultati. A Lodi il Novara sta vincendo 2-0, si gioca ancora il primo tempo. A Follonica Saavedra e Baragan pareggiano e portano il risultato sul 3-3. Forte dei Marmi l'abbiamo appena sentito, che ci interessa abbastanza da vicino per quanto riguarda la Serie A2. SPV Viareggio Pumas 0-1, si gioca ancora il primo tempo da parte di Fabrizio Ercolini. La Coppa, intanto vediamo che la finale sarà Noisy Valongo, tutte e due le squadre italiane hanno perso, il Sarzana contro il Noisy questo pomeriggio alle 17 per 3-2, il Giovinazzo in casa contro il Valongo per 5-3. Dunque domani alle 12 avremo in diretta una finale portoghese-francese. Dunque grazie a Giulio Arnolieri per il commento, grazie a Jonathan Nardini per le riprese della parte tecnica, a Simone Polacci per la regia. Noi ci sentiamo per il secondo tempo.
Bene, torniamo in diretta qua dal Palocchio di Forte dei Marmi, squadre in pista. Si riparte come si era partiti all'inizio, no, in realtà tomba al posto di Onorio, dunque Santos tomba per quanto riguarda ovviamente il Valdagno, Sexas e Crocco, il Forte dei Marmi con Bozzetto, Ballestero che va ad impegnare subito il portiere del Valdagno. Dicevo Bozzetto, Ballestero, Giovannelli e Lopez. Intanto c'è da pulire la pista, dopo 7 secondi ci prova subito Ballestero e insomma un tiro importante. Giulio, non credo che vedremo qualcosa di diverso da quello che abbiamo visto nel primo tempo. No, nel senso che il Valdagno ovviamente continuerà a cercare di pressare a tutta pista come ha fatto nella prima frazione, e il Forte dei Marmi deve cercare di giocare come ha giocato nel primo tempo, ovvero sia chiudendo il più possibile, facendosi dare una mano quando non è possibile chiudere tutto d'Agnata, e poi cercare, come in varie occasioni è riuscito a fare, di creare qualche problema per la difesa avversaria. Comunque si riparte dall'1-1, quindi c'è la rimessa per il Forte. Intanto è Lopez in possesso di pallina, attaccato e messo giù. L'arbitro dice che c'è il quinto fallo a carico del Valdagno, aiutato a rialzarsi, mi sembra il minimo, cenno d'intesa fra i due, fallo di squadra, dunque Ballestero ancora la conclusione, la sfera lì, ancora Lopez che ha un gran lavoro fra due colossi, ne esce in effetti il Valdagno. Sanchez per Sanchez ancora murato da Bozzetto che ha il varco per cercare di andarsene, serve Ballestero per Lopez, il tiro, poi Giovannelli, questa volta il tapin non riesce, ancora Giovannelli, ancora il portiere a compiere il miracolo, e questa volta a tenere a galla il Valdagno, Giulio, è il portiere. È veramente protagonista perché ha fatto 3 parate in sequenza. Ora se riusciamo a rivederle, una più difficile dell'altra, grande inizio del Forte dei Marmi, peccato perché qui il gol ci stava, Sì, senza ombra di dubbio il gol ci stava, poi più tardi la rivedremo quando avremo un time out. Adesso è pressante la situazione attuale, battuta in questo momento, la sfera è per Sanchez per Nicolò Crocco, ancora all'indietro Crocco, cerca un varco, poi l'appoggio è per Sanchez che punta l'avversario, va alla conclusione, sporcata, sfera poi spazzata dal portiere, subentra Giovannelli, la lotta con l'avversario, va la meglio, sia pure trattenuto, riesce a rilanciarla in avanti, è Lopez a portare sfera e pericolo, poi la pallina rimane a metà strada e dunque Crocco può rimpostare l'azione su Tomba, da questi a Sanchez, ancora per il numero 4 Tomba, Sanchez ancora, si ferma dietro porta, aspetta il piazzamento, la palla è per Nicolò Crocco, ancora per Sanchez che la manovra, poi cerca il filtrante ma c'è il fallo di Sanchez già battuto, sfera per Bozzetto, poi toccato duro, l'arbitro dice che si può proseguire, attenzione, Tomba sbaglia il filtrante mentre la sfera gli era stata offerta, non riesce ad addomesticarla e dunque si salva il Forte dei Marmi, ma l'occasione per il Valdagno era ghiottissima. Che ci prova adesso Thomas, Lopez porta avanti sfera, Lopez la conclusione a metà strada, Lopez, Thomas, Lopez fa 2-1. Le volte succede, no? Si dice che ha iniziato bene il Forte dei Marmi, lo rivediamo, e insomma questo gol legittima l'ottimo inizio di ripresa del Forte dei Marmi, un Forte dei Marmi che veramente ha fatto vedere delle ottime cose in questi primi minuti. La gara è lunghissima ma intanto 2-1 in maniera caparbia, Lopez
attenzione che ci prova subito il Valdagno a venire in avanti con Sanchez. Adesso il Forte dei Marmi deve giocare con molto criterio, perché sicuramente si effettuerà il massimo sforzo per quanto riguarda la formazione del Valdagno, ma è Bozzetto che serve ancora Lopez stasera è in grande spolvero, Sì, ha avuto anche abbastanza tartassato. percussione. Adesso è Bozzetto per il palo di Giovannelli, sfortunatissimo il Forte dei Marmi. Attenzione alla ripartenza del Valdagno, sfortunatissimo il palo, ferma Giovannelli su grande incursione di Lopez. Avevano creato un'ottima occasione, ma è il Valdagno che si porta pericolosamente in avanti con Sanchez dietro porta, sfera per Crocco per Marco Tomba al centro e c'è il gol del pari immediato, ha segnato a Tomba probabilmente un'autorete rosso-blu. E ora se lo rivediamo, eccolo qua al tiro, vediamo un po'. Non si vede, forse c'è una deviazione, vediamo se... Allora, questo è il tiro, sì, c'è la deviazione all'inizio che ha spostato proprio la pallina. Dunque ingannato da una deviazione Riccardo Ognata. 2-2, non è durato niente il vantaggio rosso-blu, ancora parità. Forte dei Marmi che deve riprovarci, intanto se ne sono andati 3 primi e 45. Bozzetto da questi a Lopez, per Bozzetta ancora, cerca di andarsene in fascia, se ne va, si ferma, l'appoggio è per Lopez, grandissimo spolvero dicevo di Lopez nello stretto, adesso Pagliestero, il tiro è alto, la sfera è recuperata ancora da Bozzetto che ci prova da dietro porta, ma l'arbitro assegna la punizione per la stecca del portiere, ricordo Rodrigo Ferreira Gomez, fuori dall'area di competenza, e dunque la punizione in favore del Forte dei Marmi. Lopez per Bozzetto al centro, sfera che rimane a metà strada, non riesce il Forte dei Marmi a correggerla, allora Sanchez la porta in avanti per i suoi. Dunque ancora il Valdagno che va a manovrare, la soluzione per linee esterne, poi il tentativo dritto per dritto, non ha difficoltà Riccardo Ognata in questo frangente e Bozzetto può rimpostare l'azione proprio su Giovannelli, tra due avversari Giovannelli alla meglio, poi l'appoggia all'indietro ancora per Bozzetto, ancora al centro per Giovannelli ed è Tommy che la riporta avanti, doppietta di Tommaso Giovannelli. Dunque Forte dei Marmi che al quinto minuto esatto riporta in avanti il Forte dei Marmi. Giulio, grande spolvero per il ragazzo. Sì, ma ne avevamo parlato durante una partita di Serie A2, che è un ragazzo che le reti che segnano a due, chiaramente non nello stesso numero, ma certamente quando uno la porta la trova poi in tutti i campionati con più difficoltà eccetera, ma è un ragazzo che la porta la vede e la centra molto molto bene, lo sta dimostrando stasera, ma non sono poi le prime reti che segna. Io volevo dire una cosa su Lopez, che veramente è abbastanza tartassato, tra l'altro è il più piccolino se non mi sbaglio così fisicamente, e essendo molto tecnico il ragazzo forse un pochino più di tutela in certi frangenti ci vorrebbe. Intanto gli applausi di Roberto Crudeli alla sua squadra che richiama alla fase difensiva. 3-2. In 5 minuti abbiamo visto 3 reti, Lopez, Tomba e Giovannelli. La cosa impressionante è che sono state segnate 3 reti e se facciamo il conto dell'età tutte e 3 insieme sono più giovani che noi, Giulio. Perché siamo vecchi noi, via. Sì, diciamo di sì, e sono giovani loro, è più facile dire così. Intanto è Giovannelli che la fa correre lunga proprio per Lopez, dietro porta Lopez, cerca di fermarsi, si ferma dietro porta, aspetta lo scarico, vediamo quello che sarà, chiama la calma Lopez, entra l'alza e schiaccia, sfera che rimane lì
poi Giovannelli ci prova, niente da fare ancora lui, poi come un treno con i pattini. 6 rigori, 3 anni fa sarebbero stati 6 rigori in un'azione, ma sappiamo bene qual è adesso il regolamento. E intanto cambio, entra il bomber Onorio e gli fa spazio Marco Tomba, in pista anche di qui Giovanni per Crocco. Forte dei Marmi adesso con Raffaelli pronto al cancello, se non vado errato. Vediamo quello che sarà la decisione di mister Crudeli. Ci sarà il primo a ricevere un cambio di riposo. Intanto siamo ai limite dei secondi. Suona in questo momento la sirena. Forte dei Marmi che per la prima volta riesce a tenere ai 45 il Valdagno. E non è una cosa da poco, hai fatto bene a sottolinearlo, perché questa è una squadra che proprio nella intensità ha la sua arma migliore, quindi significa da una parte che il Forte dei Marmi sta prendendo molto bene le misure, dall'altra che forse anche il Valdagno, insomma questo 1-2 del Forte dei Marmi 2 volte in vantaggio, se poi ci aggiunge il Lopez che è uscito in panchina, gli ha fatto spazio un Raffaelli che nel primo tempo si è comportato decisamente bene, è riuscito a dare un'impronta importante. Raffaelli che recupera la sfera, la mette al centro per Ballestero, 2 su di lui, all'indietro per Bozzetto, Bozzetto se ne va, poi il passaggio di Bozzetto è in realtà un filtrante per Onorio, Onorio per Sanchez, costretto dietro porta dall'intervento di Ballestero, ancora Sanchez, punta la porta, Ballestero su di lui, sfera al centro, Riccardo Gnata non ha difficoltà, ma poi una smanacciata favorisce ancora Sanchez. Dunque Valdagno che adesso spinge forte e ancora Riccardo Gnata con il manone a dir di no, ma è ancora il Valdagno che ci prova, poi finisce a terra ma riesce a recuperare sfera. Dunque ancora un'occasione per Onorio di giocarla, ci prova nello stretto, poi la conclusione, sfera che rimane lì, bisogna buttarla dall'altra parte, cerca di farlo Ballestero, poi Giovannelli non riesce a liberare, sfera che corre lontana, la conclusione ancora Riccardo Gnata, calma, molta calma, Giovannelli spintonato, l'arbitro dice che si può proseguire. Non ho capito questa tecnica, una spinta e prendi sfera e hai toccato la sfera. Sinceramente Ballestero, un possesso di pallina fra 2 avversari, riesce a mantenere la palla, a ragionare da questi a Lopez per scusate a Giovannelli che la spara lontana perché eravamo al limite dei 10 secondi e dunque può tornare in avanti, si salva ancora il Forte dei Marmi. 15:48, Forte dei Marmi in vantaggio 3-2 con Onorio che la cambia nel nulla, il più veloce Raffaelli che adesso se la deve vedere con Di Qui Giovanni e soprattutto deve trovare il tempo per uscire dalla zona buia, lo fa appoggiando su Bozzetto, Bozzetto che riesce a superare la guardia avversaria, all'indietro per Raffaelli ma c'è un centimetro di troppo, attenzione Onorio, il palo salva il Forte dei Marmi. Fortunatissimo la squadra rosso-blu e allora ragazzi cerchiamo di sfruttarla. Giulio, bene non approfittarne però, la bendata cerca la volée Ballestero ma l'arbitro ha fischiato l'interruzione del gioco e poi c'è il time out chiesto giustamente da Crudeli già da qualche minuto perché aveva visto che c'era da risistemare un po' le cose. È un momento particolarmente difficile perché il Valdagno sta dando il massimo sforzo per riportarsi in parità, il Forte dei Marmi deve in questo frangente soprattutto pensare a non sbagliare in difesa, poi per ripartire eventualmente ci sarà tempo, ma stare molto molto attento alla fase difensiva perché regalare un'altra pallina come quella che abbiamo visto poco fa difficilmente finirebbe sul palo quest'altra volta e Gnata può anche non bastare in alcune circostanze, per ora sta facendo tantissimo. senza ombra di dubbio. Intanto rientra in pista Lopez che era stato in panchina per intanto Lodi Novara 1-2 l'intervallo,
Polonica Grosseto 4-3, Forte dei Marmi Valdagno dice 1-1, perciò forse magari qualcosa è cambiato e noi non lo sappiamo. Dunque dicevo, Forte Lopez era stato in panchina con un impacco di ghiaccio sulla coscia, probabilmente insomma è stato toccato. Tra l'altro il trattamento non è soltanto a livello di quel tipo di falli fisici, ma 2 volte gli hanno tolto la pallina dando una steccata sulla sua stecca e ovviamente facendogli perdere la pallina. Non so se è cambiato il regolamento anche in quel caso lì, perché come i pattini che ora non valgono più, ecco, una volta se uno tirava una steccata sulla stecca avversaria e perdeva la pallina, chi l'aveva in possesso era punizione. Intanto Forte dei Marmi in pista con Ballestero, Raffaelli, Checchetto che va a lottare una sfera alla sponda, spintonato, resiste, serve Raffaelli, anche lui deve lottarla alla sponda e l'arbitro decide per l'ingaggio. Il quarto è Lopez. Fallo in più fischiato da ambo le parti non farebbe male. No, senza ombra di dubbio, anche perché si rischia poi come al solito di scaldare gli animi. E allora è Di Qui Giovanni che torna in avanti, Di Qui Giovanni attaccato, sfera indietro per Onorio, ancora per Di Qui Giovanni al centro, non c'è la deviazione del Valdagno e allora Francesco Crocco può rimpostare l'azione, va alla conclusione che però passa abbondantemente al lato, finisce fuori dallo specchio della porta. La punizione dovrebbe essere in favore del Forte dei Marmi. Si batte dal vertice basso alla destra di Riccardo Ognata, 14-16, dunque risultato di 3-2 in favore della formazione di mister Crudeli. Raffaelli in possesso di sfera, pressing subito altissimo, Lopez se ne va, e poi qui c'era un rigore grosso come una casa. Sembrava trattenuta la stecca. No, non è che sembrava, era trattenuta la stecca, ma non è stato fischiato, probabilmente gli arbitri non l'hanno visto o se l'hanno visto non l'hanno valutato da rigore. Ancora la sfera per il tentativo e c'è il gol da dietro porta di Onorio, questa volta inganna Riccardo Ognata. Dunque quando mancano 13:42 Onorio, quando si dice le situazioni, c'era un rigore a favore del Forte Marmi non fischiato, l'azione dopo Onorio segna il pari del 3-3 dopo 11 primi e 18. Sì, partita che continua a essere molto molto difficile, finisce a terra Lopez. Ecco, per esempio questa volta secondo me un pochino forse aveva esagerato Lopez, no? In altre 2 o 3 circostanze gliel'hanno fatte di peggio, ma il fallo non c'è stato. Questa volta secondo me ha un po' esagerato, visto anche dei cartellini gialli per un intervento come questo. Comunque 13:34, time out questa volta chiesto dal Valdagno. Dunque Forte dei Marmi che si sta a mio avviso comportando benissimo, ovviamente deve soffrire le sfuriate offensive di una squadra che ha un attacco stellare e lo ha dimostrato in questo campionato fino a questo momento, e dunque adesso il risultato dice 3-3 con 14 minuti e oltre da giocare, dunque ancora un tempo lunghissimo, può succedere tutto e il contrario di tutto, ma è un Forte dei Marmi che sta tenendo molto bene la pista. Tanto comunque vada a finire, sta disputando una grandissima partita la squadra rossoblu. È chiaro che insomma arrivati a questo punto sempre con risultato in equilibrio o come è successo in 3 casi in vantaggio, è chiaro che insomma la squadra di Crudeli deve farci un pensierino al fatto di riuscire a portare a casa un risultato positivo, però è altrettanto vero che gli avversari non saranno di questo parere, come aveva giustamente e logicamente dichiarato l'allenatore all'inizio della partita. Raffaelli, Ballestero, Lopez, Checchetto, ancora Raffaelli per Lopez, dall'altra parte Onorio, Crocco, il numero 9 Piccoli. Intanto la sfera nell'angolo, succede un po' di tutto e secondo me la stanno facendo appesantire un po' troppo questa gara.
Intanto la sfera al centro dell'area, il tentativo colpisce Lopez che era caduto a terra ed è dunque il Valdagno che può tornare in avanti. Lo fa con Di Qui Giovanni, sfera all'indietro per Crocco da questi a Piccoli che passa dietro porta, aspetta il piazzamento, poi la sfera recuperata da Lopez che supera un avversario, serve Ballestero per Lopez, tentativo dunque a metà strada, ma è ancora Lopez che ha la pallina da servire a Checchetto, attaccato da Piccoli. Checchetto e Piccoli, due trissinesi, dunque si conoscono molto bene. Ancora Checchetto nello stretto, raddoppio su di lui dietro porta, l'arbitro dice che non c'è fallo e ne esce dunque il numero 75 Onorio che va alla conclusione, ma dritto per dritto gli risponde da par suo Riccardo Gnata. Mascarenhas intanto chiama alla calma la propria squadra. 12:02, cioè siamo entrati nell'ultimo quarto. Attenzione Onorio, ancora Onorio che manovra, poi l'appoggio è per il tentativo di Crocco, intercettato. Raffaelli, sfera conquistata da Alex, la riporta in avanti per i suoi, la serve ancora per la palla al centro, ma è un centimetro troppo indietro e siamo già dall'altra parte. Si chiude la difesa rosso-blu. Bella azione, poteva arrivare il tiro anche un passaggio prima, ma insomma bella azione di ripartenza del Forte. Senza ombra di dubbio, intanto la palla è per Onorio, ancora dietro porta da questi a Crocco. Onorio ancora Onorio che cerca il piazzamento, poi la dà all'indietro per Piccoli, il tiro di Piccoli, il tentativo di deviazione, ma la sfera è altissima e c'è dunque la punizione in favore del Forte dei Marmi che sta preparando i nuovi cambi. Fuori Raffaelli, dentro Giovannelli, fuori Checchetto, dentro Bozzetto, dunque rotazioni praticamente complete. Siamo pronti per la battuta, si effettua, Bozzetto in possesso di sfera, da questi a Lopez per Bozzetto, gara di grande sacrificio da parte di Liam che sta manovrando molto bene, entra in area di rigore, poi Giovannelli per Ballestero, tutto fermo, niente da fare, ancora il Forte dei Marmi però che manovra. 20 secondi per l'azione d'attacco, Lopez, il portiere sventa e ancora una volta al pari di Riccardo Gnata salva la porta, prima l'ha fatto il nostro Riccardo. Adesso la pallina è per Di Qui Giovanni dietro la porta rosso-blu, aspetta il piazzamento, cerca di metterla al centro, niente da fare, palla per Lopez, agganciato e qui c'è un cartellino blu sacrosanto. Il blu per Di Qui Giovanni che logicamente non protesta neanche, bravissimo, dà la mano all'arbitro, esce. In certe circostanze certe volte si vedono anche delle sceneggiate, no? Invece stavolta è stato correttissimo Di Qui Giovanni. Cioè al 15°, 2 minuti di superiorità per il Forte dei Marmi che non sono scontati, l'abbiamo visto anche nell'ultima Coppa Italia che non è niente scontato. E dunque il Forte dei Marmi deve continuare a giocare come ha giocato fino adesso, cercando di chiudere bene e di andare a cercare di colpire. Vediamo quella che sarà l'atteggiamento del Valdagno che si schiera in pista con Francesco Crocco, Thiago Sanchez e Diogo Sexa. Il Forte dei Marmi risponde con la stessa formazione, perciò Giovannelli, Lopez, Bozzetto e Ballestero in possesso di sfera. Vietatissimo perdere palla sulla tre quarti. Ancora la pallina per Giovannelli, Ballestero, Sanchez su di lui, la palla che rimbalza male, ma è ancora a lottarla all'angolo e il signor
e Chelsea fischia un ingaggio, perciò Giovannelli all'indietro per Ballestero per Bozzetto, ancora per Ballestero, Bozzetto attaccato, Ballestero si allarga, c'è la possibilità del tiro e poi ancora il portiere due volte e c'è adesso il fallo di squadra numero 8 se non vado errato da parte del Valdagno. Ancora il Forte dei Marmi con Ballestero, Bozzetto, Ballestero, Sanchez su di lui, sfera al centro, Giovannelli prova la deviazione ma è fuori misura. Dunque 26 secondi per chiudere la zona d'attacco. Bozzetto ci prova sul primo palo, niente da fare, è Sanchez che la recupera per i suoi, Sanchez che fa la conclusione che passa larga e dunque Ballestero lo può riportare in avanti. 48 secondi di superiorità, ancora Sanchez per Bozzetto, Ballestero per Giovannelli, rimbalzo maligno, però Giovannelli riesce a tentativo di servire, attenzione che ci prova Crocco da solo, poi finisce a terra, l'arbitro assegna un fallo di squadra a carico del Forte dei Marmi, il sesto se non vado errato, il quinto scusate. 27 secondi di superiorità, adesso il Valdagno presumibilmente cercherà di farla girare, tanto nell'angolo chiuso l'avversario, la palla riconquistata da Bozzetto, 15 secondi, c'è ancora l'occasione per una conclusione. Ballestero per Giovannelli, Ballestero non riesce a liberarsi per il tiro e allora la palla al centro, Giovannelli, niente da fare, contropiede, Sanchez addosso a sé Ballestero, sfuma la superiorità numerica. Non si può neanche dire, Giulio, che non l'abbiamo tirata, ma magari in maniera non proprio pulita. Attenzione adesso, pericolo, ma Lopez toglie le castagne dal fuoco, riparte Bozzetto all'indietro per Lopez, cerca di andarsene, ci fa, agganciato ancora Lopez che ha un gesto di stizza nei confronti dell'avversario che, diciamolo sinceramente, l'ha bastonato per tutta la gara. Ecco, L'ha bastonato per tutta la gara. Può anche succedere, ragazzo giovane, 18 anni appena compiuti, può anche avere un gesto di è stizza. grandissima partita giocata, perché è veramente stato più volte in grado di saltare l'uomo, quindi ha fatto una grande partita al di là del gol Lopez. Intanto è tutta da giocare perché il risultato dice 3-3 quando mancano 7 minuti. Se ne va Bozzetto, finisce a terra, l'arbitro dice che non è successo nulla e allora il Valdagno va alla conclusione, ma Giovannelli riesce a recuperare palla, bastonata ancora, la recupera Ballestero ancora all'indietro per Bozzetto, cerca di amministrare il tempo il Forte dei Marmi, chiaramente non può farlo scorrere tutto, ma insomma cercare di evitare. E intanto il tiro e poi ancora Riccardo Ognata che la para due volte e questa volta veramente fa ben più che il salvacente e allora Ballestero se ne va in fascia destra. L'attacco di Ballestero va alla conclusione, niente da fare, ancora Giovannelli che la riconquista, poi nell'angolo due su di lui, Onorio per il tentativo sporcato molto bene, Forte dei Marmi che può tornare in avanti a 6:30, la sfera è per un Lopez straordinario questa sera, poi recuperata palla dal Valdagno, cerca l'accelerazione il Valdagno, la conclusione è alta, l'arbitro dice che c'è sfera alta e la punizione a favore del Forte dei Marmi. 6:13 alla fine e c'è il time out chiesto da mister Crudeli che arriva giusto quando mancano 6 minuti alla fine della gara, una gara ancora lunghissima che vede il Forte dei Marmi cercare ovviamente di
portarla in fondo, ma sarà difficilissimo, Giulio. È difficilissimo perché il Valdagno non ci sta. Io continuo a dire che stasera forse un arbitraggio un po' più fiscale sugli interventi fisici magari avrebbe giovato anche allo spettacolo. Il Novara continua a condurre sulla pista di Lodi e il Follonica continua a essere in vantaggio sul Grosseto. Dunque abbiamo detto 6 minuti alla fine, il Forte dei Marmi che sta impattando 3-3 nel primo tempo, 1-1 Tommy Giovannelli e Di Qui Giovanni gol, nel secondo tempo Lopez, Tomba, Giovannelli, Onorio e il 3-3 che al momento recita il tabellone. Forte dei Marmi che è in pista con Lopez, Bozzetto, Ballestero e Giovannelli, dall'altra parte Sanchez, Seixas, Onorio e Crocco, se non vado errato, esatto. Dunque la punizione in favore del Forte dei Marmi. Tutto pronto, 6-13 alla fine, battuta in questo momento. Bozzetto per Giovannelli. Giovannelli, poi il passaggio, però si intromette un avversario, poi dall'altra parte stesso errore da parte del Valdagno, si lotta alla sponda, alla meglio Sanchez e poi alla conclusione un tiro nel traffico di Sanchez che dà il vantaggio ed è il primo vantaggio al Valdagno quando mancano 5,51, dunque 19,09. Sanchez fa 4-3, tutto da rifare, a mio avviso anche un po' troppo immeritato questo svantaggio per il rosso-blu. Giulio? Anche perché secondo me il Forte-Rama ha giocato un secondo tempo superiore al primo, e non solo perché due volte è andato in vantaggio, però del resto conta chi segna, e vediamo se il Forte-Rama riuscirà a segnare ancora, a rimontare la prima volta che si è trovato in svantaggio in una partita. Intanto è Bozzetto che porta l'insidia, l'appoggio è per Giovannelli, all'indietro per Bozzetto ancora. Bozzetto, il varco non c'è, dunque Onorio può ripartire, ma Bozzetto caparbiamente riporta via sfera, poi deve manovrarla perché si chiude a riccio la difesa del Valdagno e dunque Lopez, l'incursione di Lopez, il tiro fermato, ancora Bozzetto, sfera che rimane lì e ancora il Forte dei Marmi pericolosamente in avanti. Sfortunatissimo, il loro tiro nel traffico è entrato dentro, il tiro nel traffico rosso-blu è stato fermato da una selva di pattini. Sì. Tra l'altro insomma poteva anche provare a tirare prima, Bozzetto ha cercato di prepararsi, ma in quei momenti lì è chiaro che da qua si vedono le cose in un modo molto diverso da come le vede chi è in pista, che è quello che poi deve decidere. Però ancora una volta vicino al gol il Forte dei Marmi, non è la prima volta che si sviluppano azioni di questo genere nel secondo tempo, per questo dico che ha giocato un secondo tempo decisamente superiore al primo la squadra di Crudeli, però come stiamo vedendo dal punteggio non è bastato, almeno per ora. Decisamente, dunque risultato fermo sul 3-4 con Onorio in possesso di pallina e 4 minuti e 50 da giocare. Onorio cerca un compagno, poi esce da solo, attaccato da Ballestero, sfera all'indietro per Sanchez, da questi ancora per Sanchez, sfera al centro, Riccardo Gnata ancora a farla da padrone, Thomas Lopez, la conclusione, poi prova Bozzetto un tentativo su una palla che rimbalzava, non riesce a trovare ovviamente nulla, sfera che si impenna, la punizione in favore del Valdagno che è da almeno 3 minuti a quota 9 per quanto riguarda i falli di squadra, quando mancano 4:21. Vediamo se riuscirà a portarla in fondo. Il discorso falli di squadra è chiaramente con il Valdagno in vantaggio, è più facile per loro gestire
evitare di commettere il 10° fallo, ma viceversa se doveva cercare di segnare spingeva di più, infatti si è caricato di falli proprio nei momenti in cui doveva inseguire, non nel punteggio, invece così può giocare un po' più sul sicuro. Poi è chiaro che lo scontro ci sta sempre un momento e il fallo basta poco perché arrivi, però effettivamente tatticamente in questo frangente con la squadra a 9 falli che è in vantaggio è un po' meno esposta a commettere il 10°. Intanto torna in avanti Sanchez per i suoi, la cambia con Onorio ancora per Crocco, sfera per Sanchez, Onorio ancora, manovra pallina, poi la fa correre per Sanchez ma è Seixas, la sfera al centro, la traversa, grandissima occasione del Valdagno, sfortunatissimo. E adesso c'è il fallo numero 6 a carico del Forte dei Marmi. Si lamenta Onorio che voleva battere subito, ma la pallina era lontana dalla posizione. Battuta in questo momento, Sanchez in possesso di sfera, Onorio ancora, Seixas dà per Crocco, dall'altra parte per Onorio, Bozzetto su di lui, il cambio ancora, Crocco attaccato da Lopez, l'anticipo di Bozzetto poi costretto a fermarsi per la fase difensiva importante, e allora è Thomas Lopez messo giù ancora una volta, e ancora una volta l'arbitro dice che si può proseguire. Onorio spalla alla porta, la cambia, ma c'è Bozzetto l'anticipo, Ballestero per Bozzetto per il tentativo di Giovannelli, poi l'arbitro fischia un ingaggio, Probabilmente perché si è spostata la porta. Fischia un ingaggio perché si è spostata la porta. Non so, No, sicuramente, penso. perché insomma voglio dire, Diciamo che non è stata una regola del vantaggio per il Forte dei Marmi. decisamente no, di fatto c'è l'ingaggio. Battuta in questo momento, alla meglio Sanchez, su di lui Bozzetto che cerca di contrastare la ripartenza, ma Sanchez fa partire, sfera che si impenna, la palla è per Lopez, alla balaustra, supera Sanchez, poi si porta dietro la porta, la serve a Bozzetto, si prende un tocchettino da parte di Onorio, adesso tocca a Giovannelli andarsela a lottare nell'angolo e l'arbitro decide per l'ingaggio. Oramai quando la palla finisce la balaustra si decide per l'ingaggio. 2:31 alla fine. La sfera è per Giovannelli, per Lopez per Bozzetto, e questi a Lopez, ancora Ballestero, il missile di Ballestero, la deviazione sulla respinta, il più veloce è Onorio, e questi a Sanchez attaccato, poi se ne va Lopez, la piazza Thomas Lopez, grandissima rete, avevamo detto che era un grande spolvero, Giulio. Sì, ha fatto una partita straordinaria Lopez stasera. Dunque Lopez fa 4-4 quando mancano 126 secondi. Adesso Crudeli dice calma, molta calma. Dunque al 23esimo Lopez la riapre, la riacciuffa, 4-4. E consentitemi, se è vero che loro hanno preso un paio di traverse, non è che noi non l'abbiamo fatto, perciò tutto sommato è fin troppo buono. Loro adesso vedremo quello che sarà l'atteggiamento, perché sul Valdagno pesano anche quei 9 falli, anche se per la filosofia sono i falli di squadra. Dunque 126 secondi
per il Forte dei Marmi, la sfera recuperata da Lopez per Bozzetto, per Ballestero, miracolo del portiere, ma è ancora Bozzetto, con calma dice, la sfera intercettata da Sanchez, al centro grande Giovannelli, la porta via, Bozzetto, Giovannelli, Lopez in profondità dove c'è Bozzetto, attaccato alla balaustra, alla meglio il giocatore del Valdagno, 120 secondi, 1 minuto e 26 adesso, 4-4 il risultato. Dunque Sanchez al centro, tentativo pericolosissimo di Onorio, sfuma l'occasione, allora Lopez bastonato da Onorio, l'arbitro dice che si può proseguire, attenzione che poi sbaglia tutto, la sfera che schizza lontana, ma è ancora il Valdagno al massimo sforzo, 50 secondi, Lopez per Giovannelli, Giovannelli stregato dal portiere, e attenzione dall'altra parte, 44 secondi con Sanchez, ancora Sanchez, la sfera recuperata, Giovannelli per Ballestero, poi fase difensiva del Valdagno fruttuosa e dunque Sanchez porta ancora il pericolo, sfera al centro, ancora ci pensa Capitagnata, 17 secondi, 14 secondi, attenzione l'ultimo assalto del Valdagno, il tentativo intercettato, ancora Riccardo Gnata, Bozzetto, Giovannelli, Giovannelli e il portiere la ferma, ma il Forte dei Marmi si guadagna un punto insperato, oltretutto potendo recriminare su 2 occasionissime a fine gara. È il portiere del Valdagno che tiene a stragalla la squadra che puntava al terzo posto, e intanto arriva notizia gradita da Lodi, 2-2. Dunque Giulio, avanti te. Vabbè sì, un risultato che in virtù delle 2 clamorose occasioni da solo contro il portiere nel finale, il Forte penso si possa dire che abbia meritato. Nell'arco della partita certamente il Valdagno ha creato più occasioni, però onestamente nel primo tempo si era vista più differenza, nel secondo veramente c'è stato tanto equilibrio e il Forte dei Marmi credo che si sia meritato questo pareggio, questa divisione della posta. Ripeto, poi potevano arrivare anche i 3 punti e nell'hockey sappiamo benissimo che il gol all'ultimo secondo è tutt'altro che una rarità da zona Cesarini, come si dice nel calcio, però insomma già così è un punto molto molto importante, molto pesante, ottenuto in una partita in cui il Forte dei Marmi partiva con un'assenza pesante e senza i favori del pronostico, quindi credo che sia un punto che fa classifica, ma soprattutto fa veramente tanto tanto morale per la squadra di Roberto Crudeli, che ha disputato un'ottima prestazione e come molte altre occasioni quest'anno, anzi a differenza di molte altre occasioni quest'anno, ha portato anche a casa dei punti e non solo degli elogi. Grazie e buona serata. Bene, io ringrazio l'amico Giulio Arnolieri per il commento. Dunque Forte dei Marmi che passa in vantaggio con Tommy Giovannelli, il pareggio al quarto minuto di Gui Giovanni, si chiude il primo tempo sull'1-1. La ripresa è una partenza al fulmicotone con Lopez al secondo minuto, con Tomba che pareggia al terzo, al quinto Giovannelli la porta nuovamente in avanti, poi Onorio fa 3-3, Sanchez porta in vantaggio il Valdagno, non ci sta il Forte dei Marmi, è un Lopez questa sera, consentitemi, straordinario, che può fare tutto quello che vuole, va a chiudere sul risultato di 4-4, dunque un punto strameritato per la formazione rossoblu. Il mio grazie all'amico Giulio Arnolieri per il commento e la parte tecnica, a Jonathan Ardini per le riprese, a Simone Polacci per la regia, e io vi do appuntamento a domani alle 18 dove il Forte dei Marmi di Serie A2 si giocherà una gara importantissima
per mantenere la vetta e la classifica contro la prima inseguitrice che è il Camaiore. Da parte di Fabrizio Ercolini è tutto, Ale.